Allora buonasera, cominciamo. Ci siamo presi il quarto d'ora accademico, ma adesso possiamo partire con la seconda edizione del nostro premio Città di Verona. Io confesso un filo di emozione, anche se non attraversate tante, diciamo, anche da questo punto di vista degli eventi pubblici. Perché lo scorso anno, quando ci incontrammo in questa bella sede, dicemmo con Elsa, con Giovanni, della 03 Edizioni, consideriamolo un numero zero. Partiamo perché è giusto partire, anzi, quando tutto è più buio basta scorgere un piccolo spiraglio di luce e si prova con tutte le forze che si ha ad allargarla per entrarci dentro, per vedere cosa c'è oltre. E lo scorso anno in questa sala i presenti avevano la mascherina, erano tutti, compreso chi vi parla o quasi, reduci da un Covid più o meno duro. Eravamo reduci da un primo brutto inverno, poi ce n'è stato un altro, un po' meno brutto, e un'altra primavera che doveva essere di rinascita, invece un'emergenza tira l'altra, ci troviamo nel pieno di un'altra emergenza che si chiama guerra. Però siamo qui e tra poco vi dirò con quale chiave propongo di vivere questo nostro appuntamento con il premio, dovuto soprattutto alla creatività e alla passione di Enza Di Giovanni e Giovanni Proietti dell'Artifices Edizioni 03, e il tema, voi che in gran parte avete partecipato al concorso lo conoscete, è Oggi e domani un nuovo inizio. Questo premio si fa forte, diciamo così, della collaborazione del Confartigianato Imprese di Verona e col patrocinio di, vado in ordine, Regione Veneto, che qui è rappresentato dal consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che ho visto salutato e tra poco avremo con noi qui sul palco. Grazie. Dalla Coldiretti di Verona, che ci ospita in questa bella sede, in particolare sede, qui è rappresentato da Chiara Gozzi, ospitale, grazie Chiara. E poi dall'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, che non so se c'è il rappresentante, non c'è, lo salutiamo comunque a distanza e grazie anche a loro. Vi dicevo ancora del premio, voglio dire una cosa in più quest'anno. Leggevo stamattina, sono giornalista, sto sul pezzo, diciamo così, una bella intervista a un scrittore bosniaco di origine ucraina, e diceva: per vincere psicologicamente questo momento difficile, guerra compresa, ci vuole un po' di ironia e ci vuole un po' di autoironia. Benissimo, sottoscrivo. E un genio della comunicazione che si chiama Rosario Fiorello, l'altro giorno sul Corriere della Sera, in un'intervista, gli hanno chiesto: ma cosa manca? Cosa aggiungeresti se potessi, Rosario, in questo momento per tutti noi? Ha detto: un sorriso. Allora la chiave che propongo questa sera è: sorridiamo. Viviamo questo momento di premiazioni, di letteratura, di saggistica, di poesia col sorriso, perché questo ci può aiutare. Per aiutarci ancora di più però, ecco, vi ripeto, abbiamo stasera un momento musicale importante e divertente, no? Che da 40 anni i Beatles, a Verona sono molto conosciuti, perché cantano, arrangiano, fanno le cover, non so come dire in termini tecnici, delle più famose canzoni del quartetto di Liverpool. E allora io direi sono 3 invece che 4. È come la storia dei 4 evangelisti che erano 3, Luca e Matteo, o più o meno, diciamo. E siete andate ai vostri posti di combattimento, perché adesso dal primo brano che ci fanno ascoltare, poi entreremo nel vivo del premio, devo dirlo, perché era Here Comes the Sun ed è diventata El Can Le Sun. Está bem, mas vai.
Grazie ai Creators, siamo contenti che il cane abbaglia ma sta bene e possiamo cominciare ricordando come è composta la commissione di giuria. Io sono l'indegno presidente, il segretario è Gianfranco Iovino. Categoria poesia, il presidente della giuria è l'avvocato Guarienti. Categoria racconti, il presidente è Giancarlo Volpato. La sezione dedicata a Verona e al Veneto, il presidente è sempre lo stesso, e i giurati sono i presidenti di ciascuna categoria. Per la saggistica il presidente è Giuliano Ramazzina e il giurato è il professor Riccardo Giumelli. Opera di narrativa, presidente sempre io, il giurato è Emanuela Zampollo, che però è assente. Vi devo dire perché è assente, perché è in giro per promuovere il suo libro, che lo scorso anno ha vinto il premio Città di Verona, quindi una cosa bella che capita a chi vince il premio Città di Verona. Cominciamo allora a tenere calde le mani, perché se facciamo venire con noi per premiare l'avvocato Guarienti qui vicino a me, e partiamo dalla poesia. Abbiamo i primi tre classificati della sezione poesia. Al terzo posto, con la poesia Grigio, si è classificata Brunella Magagna, che è qui con noi. Prego, Brunella, che vince una targa e vince un buono del valore di 100 euro applicabile sull'acquisto di 10 copie stampate della pubblicazione Opera Collettiva. Io le mostro come sarà il libro. Questa è la copertina, dentro il vuoto, non c'è dentro. Mancano le vostre poesie, i vostri racconti che saranno pubblicati. Prego, professore, la targa l'ha consegnata. Eccola qua, per i fotografi risposto. Grazie. Un favore di casa. Dice un favore di casa. Grazie. Secondo classificato, si sente anche così, con la voce squillante, Paolo Cattolico, prego. Cattolico vince una targa, un buono del valore di 150 euro, come prima applicabile sulle copie. Il libro è lì, il libro, la copertina del libro. Prego, Presidente. Cattolico il titolo La fabbrica del lavoro. Esatto. Benissimo, complimenti, grazie. E vince, invece qui l'applauso un pochino più caloroso lo facciamo al vincitore con la poesia Vento di Ponente, Gianalbo Ferro. E vince una targa che Guarienti sta consegnando, più un buono valore di 250 euro applicabile su 25 copie del libro che presto sarà stampato. Adesso le facciamo un regalo. L'avvocato Guarienti legge con la sua voce molto professionale la sua poesia vincitrice. La fotografia. Bene, si può accomodare se l'ho vista la prima volta. Prego. È dal vento di ponente che sapremo la nostra rotta, la nostra meta. Ci guideranno gli astri o la sorte, notti di veglie e canto di brezze sulle vele. Vedremo fuochi di Sant'Elmo sulle cime dei pennoni e ci accompagneranno stelle luminose nelle notti senza luna. Se giungerà l'approdo non so né curo, sarà il viaggio l'impresa, il sogno, l'avventura. Bene. Televisivi, va bene Giovanni così? Va bene, andiamo avanti. Allora, questa è la categoria dell'opera dedicata a Verona e alla regione Veneta. Il premiante, al posto dell'avvocato Guarienti che si può accomodare, lo chiamo tra un attimo, è il consigliere Valdegamberi che ho citato prima. Prego. Poi mi sposto io.
classificati vedo un ex equo, con una poesia dedicata a Verona, il titolo è Tra paese e città, è Luisa Nadalini. Intanto dico il premio, che è una targa più un buono del valore di 100 euro applicabile sul contratto di pubblicazione dell'opera collettiva che ho mostrato prima, edizioni 03, o sull'acquisto di qualunque pubblicazione edita da 03, se preferisce. Bene, grazie. Tra poco regalo di lettura poesia anche per voi. E il terzo classificato a pari merito è Valeria Castagnini, categoria racconti. Il titolo del racconto è Lo strano caso dei gabbiani del Galtarossa. E il premio consiste in una targa che le sta consegnando il consigliere, più un buono del valore di 100 euro applicabile sul contratto di pubblicazione del libro collettivo o su opere edite da 03. Complimenti. Andiamo avanti, poi torneremo però sul terzo posto per la poesia. Finiamo, no, consigliere, dove va? Ascoltare, resta con me, facciamo compagnia, mi lascia solo. Secondo classificato Federico Carbonini, categoria saggistica, sempre su Verona e Veneto, con il saggio La ferrovia Ostiglia-Treviso. Prego. E vince una targa più un buono di 150 euro per il libro collettaneo o per le opere della 03. Federico, lei torni a posto, ma si tenga pronto. Va bene? E non sa perché, ma io lo so. Applauso un po' più forte per Riccardo Mischioni, che con la narrativa dedicata a Verona Alberto vince con la Coppa di Verona una targa, un buono di 250 euro, eccetera, eccetera. Bene, un altro applauso, grazie. Chiedo all'avvocato di tornare con me perché ho promesso alla terza classificata che avremmo ascoltato la sua poesia. Secondo Luisa Nadalini, sì. Tra paese e città. Ah, tra paese e città. Sì. Va bene, avvocato, ecco la poesia. Amica periferica di campagna assolata, gli occhi pieni di brina e sulle spalle il peso di giornate di nebbia, cercando il tepore nel cappotto troppo corto, ti ritrovo sotto il cielo di città, tra un'ansa e l'altra, che corri senza affanno da Ponte Catena a Castelvecchio. Il tuo collo sempre curvo dei tanti inverni freddi che né Kashmir né seta hanno saputo più scaldare. Ricordi, mi chiedi, come? Non vedi che anch'io ho negli occhi i tuoi stessi ricordi? Entrambe abbiamo amato l'erba su cui rotolarsi, i piccoli fiori celesti, i frutti profumati del loro sapore, persino le ortiche da evitare e la terra arida che esplodeva di odore di stallatico e oro, di verde come i tuoi occhi, commossi nei miei lucidi, pieni di giochi, di salti e di corse, di nonni, amici e sogni inquieti sul domani, come l'adige continuo, forte e lento, che scivola verso il suo mare. Scusa, però vorrei di nuovo più vicino a me. Riccardo Mischioni, perché devo fare una domanda su questa coppia di Verona. Uno dice coppia di Verona, chi pensa? C'entrano con questa sua storia d'amore così travagliata, così complicata? C'entrano, diciamo che l'opera è incentrata proprio sulle figure di Giulietta Romeo e sull'intera provincia di Verona. In quest'opera ho cercato di far esaltare i punti nevralgici in cui si è svolta l'opera di William Shakespeare, e questi due protagonisti sono due Giulietta Romeo moderni. Ovviamente non si tratta di una tragedia, c'è un lieto fine, però
hanno le loro vicissitudini da affrontare in una storia d'amore che li vede allontanarsi per poi ricongiungersi come dal caso sul finale. Molto bene, grazie. A lei. Allora ci richiamo, ripeto, al loro posto di combattimento, perché vorrei che ci facessero ascoltare. Sarebbe Michelle, loro dicono Michela, l'ascoltiamo. Costa la benzina. Chiamo vicinamente il professor Giancarlo Volpato per premiare i 3 classificati. Allora, terzo posto lo conquista Pierangelo Colombo con il racconto Il volo dell'aquila. Ecco. Complimenti anche per lei la targa che le consegniamo adesso, più il buono di 100 euro per l'acquisto delle copie, 10 copie di opera collettiva, che è sempre... Chiedo scusa, sono stati serviti premi, quindi qualcuno adesso in questo momento ha la targa del racconto. Che darà il terzo classificato di Verona. La signora. Ce la fa la cortesia? Adesso glielo consegno subito. Come al calciomercato, senza nulla a pretendere, cioè si fa il cambio alla pagina. Mi dispiace, l'avevo visto. Grazie. Va bene, grazie, ma c'è. Grazie, l'applauso per Colombo si unisce a quello per il secondo classificato, la seconda classificata, che è Paola Lorenzetti, con il racconto Ritorno al passato. Ecco la signora. Stessa cosa con questo? Questo è a posto, questo è a posto.
Una targa e il buono di 150 euro applicabile, come sa, all'una o all'altra soluzione. Prego, un bel sorriso. Eccoci. Applauso alla seconda classificata, ancora più forte che la prima classificata, che è Roberta Avallone. Il racconto si intitola Un nuovo inizio. La targa è questa, speriamo quella giusta. Scienza è giusta? Lo scopriamo tra un attimo. Chi ha la targa di Roberta Avallone? Chi la nasconde? Il primo classificato di categoria Verone Veneto. Chi è? Torno indietro, vediamo chi è. Chi è il primo classificato? Io ho messo via il fogliettino. Ferro. Signor Ferro È già andato via. È scappato. Ha visto la targa, questo chiede riscatto secondo me adesso. Per riconsegnarla, ma lo recuperiamo, vero che lo recuperiamo? Anche con una telefonata adesso, guarda. Lo blocchiamo subito, già siamo, i nostri servizi già sono all'azione, tranquillo. Dice lei una cosa, ecco, l'ho letto con attenzione, si acabò. Buonasera a tutti. Io ho letto con molta attenzione i racconti che mi erano stati dati e confesso che ho avuto qualche difficoltà in senso buono, nel senso che quando si legge, sarà perché io insegnando 40 anni all'università ho dovuto insegnare come si legge, visto che mi occupavo di bibliografia e biblioteconomia, quindi mestiere dei libri, e quindi ho capito che bisogna leggere con anche l'occhio di un lettore diverso, come io sono stato in questo momento. E vorrei che, non perché gli altri due non siano importanti, perché il senso della metafora che nei racconti esiste ha un senso estremamente profondo e molto bello. Questo ha una piccola marcia in più. E la storia può essere una storia vera, può essere una storia di qualsiasi genere, che a noi capita tutti i giorni, quella di sentirsi quasi inutili in un certo momento, quando troppi sono gli impegni, ma soprattutto sono troppi i pensieri della vita. E ad un certo punto, e qui devo dire che l'autrice è stata estremamente intelligente, ha fatto capire come una caduta, in questo caso è una metafora estremamente precisa, di una sinergia altissima dal punto di vista scrittorio, è una caduta, e la caduta fa girare non il problema della salute, ma il problema della mente nella sua complessità spirituale, che è la cosa più interessante e più bella, e ad un certo punto cambia vita. Ed è stata la scoperta che una vita diversa, fatta con l'amore di un uomo che prima aveva troppo da fare, di una bimba che era, o meglio, di una ragazza che era troppo impegnata con le sue piccole, grandi cose, a un certo punto riacquista la bellezza del saper vivere davanti al mondo, alla natura, ma soprattutto davanti a se stessi, guardando in uno specchio, in questo caso è la montagna, ma è come guardasse se stessa all'interno di uno specchio. E la riflessione dall'altra parte non era più la donna di prima, era una donna diversa, che ha trovato
nell'aspetto di tutto ciò che accadeva, non solo il nuovo inizio, e questo è stato un titolo perfetto, ma soprattutto un nuovo modello per vivere. Bravo. Io la ringrazio per questa analisi. La ringrazio per questa analisi estremamente profonda, anche azzeccatissima, nel senso che lei ha centrato quello che volevo trasmettere attraverso questo racconto. Non ero sicura, come sempre, quando scrivo, di essere riuscita a passare questo messaggio, come appunto da una crisi ci possa essere una rinascita, e appunto la protagonista di questo racconto ha una situazione di burnout dalla quale esce appunto cambiando radicalmente la sua esistenza, non la sua vita, la sua esistenza. Sì. E questa cosa sono contenta che sia stata colta. Io credo, Grazie. lei ha detto una cosa importante. Io non voglio dare lezioni di nessun tipo perché ne ho già fatte troppe all'università, ma questa forma di esistenza, se tutti noi, se il mondo moderno, per me troppo poco serio, perché raramente pensa, guarda le immagini e legge poco, e soprattutto pensa ancora troppo poco, allora ritroverebbe davvero che cosa vuol dire esistere. Non le voglio fare la definizione corretta né del latino né del greco, Ma io e lei ci siamo capiti. Grazie. Grazie. Grande richiesta, ci fermiamo ancora un attimo, 2 attimi, con un medley, diciamo così. Il primo sarebbe Yesterday, meglio nota con Yesterday, dico bene? Yesterday. E poi sarebbe Hey Jude, che diventa uno starnuto, e ciù. Prego. No, perché era tutto
Visti i sintomi, io un tampone lo farei per sicurezza. Perché i sintomi, un tampone lo farei forse voi, visti i sintomi, Andiamo avanti, non era Covid comunque, no, è male di stagione. Mancano 2 sezioni. Allora, questa la voglio presentare in modo diverso. Richiamo qui sul palco Federico Carbonini. Un applauso. A Carbonini mostro questo, c'è solo la copertina per il momento, però il suo saggio sul tratto ferroviario Ostiglia-Treviso ha vinto il premio saggistica, e di questo me lo riprendo, però presto diventerà un libro, e il premio glielo dà Giuliano Ramazzina, che viene qui con me. Ecco che devo fatto andare via, mi si fermi un attimo, ne vale la pena. Ecco il premio. La foto qui? Anche qui? La foto, Giuliano. Ah, io? Ce l'ho anche questo, ce l'ho anche. Dici una cosa, Giuliano, con questo libro che hai montato tu? Faccio solo i complimenti. Benissimo. Poi soprattutto per la competizione. Questa è la cosa più importante. Questa è la cosa più importante per chi ha lavorato e studiato. Certo. Come nasce questa passione per questo tratto di ferrovia che è diventata ora invece ciclabile e pedonale? Sì, è nata per puro caso quando ho saputo che passava anche dal mio comune questa ferrovia dismessa. Adesso sì, c'è il progetto ciclabile che sta avanzando, non è ancora completo, però è in fase di avanzamento, e appunto ho pensato di fare questa analisi critica, diciamo, su tutte le idee di recupero che si sono susseguite negli anni. Quindi, grazie a quest'opera di approfondimento. Grazie. Va a firmare il contratto, è una cosa seria, non è una promessa, è un impegno. Com'era quella pubblicità? Non vendo sogni ma solide realtà. La 03 vende le solide realtà. Allora siamo alla categoria finale, quella della narrativa. Il libro la mostrerò al vincitore soltanto, no? Tutti e tre. Cominciamo col terzo, vado avanti intanto? Cominciamo col terzo classificato,
con il romanzo La Torre Azzurra, terzo è Alberto Airoldi, eccolo che arriva. E chiamo vicino a me per premiare i 3 vincitori Manuela Saincolombo, prego. Mi pare di conoscere, ma adesso non si ricorda. No, è mia moglie, ecco, per rassicurare, diciamo. Ecco. Il romanzo La Torre Azzurra, dico bene? Sì. Il buono è di 200 euro, applicabile il contratto di pubblicazione dell'opera che Enza, se vuole, le fa firmare già adesso o comunque per un appuntamento eventualmente. Grazie. Allora resta con me e io chiamo il secondo classificato, la seconda classificata, che è Paola De Santis. Il romanzo si intitola Il bicchiere del nuovo inizio. Il premio è una targa per un buono di 200 euro per le edizioni 03 o per il contratto di pubblicazione del suo libro, del suo romanzo che merita. Grazie e complimenti, grazie. Il vincitore della categoria narrativa, con un romanzo molto bello, il romanzo intitola La mafia siamo noi, il vincitore è Davide Damiani. Eccolo qua. Complimenti Davide, eccoci. Il premio consiste nella targa e nel contratto di pubblicazione di questo libro. È finto, per il momento è finto Davide, non c'è niente dentro. Pagine bianche che si riempiono col tuo romanzo. Un momentino soltanto. È un romanzo particolare, molto interessante, che nasce dalla realtà, ovviamente sotto forma di metafore. La mafia che si infiltra, dove nasce lo sappiamo benissimo, ma si infiltra nei gangli produttivi dell'operoso Nord Italia, realtà che lei conosce bene, credo, vero? Sì, buonasera a tutti. Sì, è una storia che prende le mosse, diciamo, da realtà che si sono viste nell'area in cui vivo, che ho frequentato e in cui continuo a passare gran parte del tempo. È una realtà che è più sotterranea magari rispetto a quella che si pensa, ma che comunque è presente e influenza settori della vita economica che comunque coinvolgono tutti noi. Come nasce storicamente, secondo lei, l'osservatore del narratore, dello scrittore, con occhio più acuto spesso dello studioso, dello scienziato? Nasce con i confini, cioè col mafioso mandato a confino nel piccolo paese che nel tempo si crea la sua piccola cupola. Sì, ma se ci fossero stati gli anticorpi nostri tutto questo non avrebbe avuto un seguito. Quindi diciamo che si riesce a creare un sistema criminale anche in una zona che si pensa non abbia interesse ad averlo, proprio nel momento in cui invece il fattore, diciamo, di vantaggio si crea anche per la società pulita, diciamo. E questo è dato da una moltitudine di fattori, dal raggiungimento del profitto in maniera, diciamo, irrilevante circa i metodi, e anche per certi versi da una sottovalutazione forse da parte delle istituzioni di quello che... di chi si erano messi in casa, diciamo, del pericolo che c'era in casa. Esatto, fermo restando che poi la decisione di accettare o meno certe situazioni spetta sempre a ogni singola persona. Complimenti Davide Damiani, l'aspetta Enza per firmare il contratto di pubblicazione. Abbiamo concluso con le premiazioni, dobbiamo soltanto fare gli ultimi ringraziamenti alla Royal Welcome per l'ospitalità offerta da alcuni ospiti e all'ente Fiera Isola della Scala che investe nella cultura con l'eccellenza del riso di Alone Nano, pubblica libri di racconti e contribuisce a fare di questo premio un evento sempre più importante. Chiamo qui per 2 parole conclusive per venire, consigliere a dirci 2 parole, Stefano Valdegano.
Buonasera a tutti. È sempre un piacere essere presenti in questi momenti che mettono al centro la cultura. Abbiamo molto bisogno di cultura. Prima anche chi mi ha preceduto ha detto delle frasi molto belle, che bisogna imparare in una società così frettolosa, dove si guarda al massimo l'immagine del libro, siano i titoli del giornale, ma nessuno entra a leggere, approfondire, a continuare nella lettura, e soprattutto nessuno è portato a riflettere, a meditare. Io vorrei ringraziare per questa opportunità che ci è stata data soprattutto dall'editore, edizione 03, Artifices, che in un momento del lockdown, un momento di chiusura proprio totale, in cui eravamo un po' smarriti, chiusi nelle case, non si sapeva cosa si andava incontro, cosa ci si aspettava. In quel momento in particolare loro hanno interpretato al meglio la parola cultura. Se non sbaglio, cultura è una parola che deriva dal latino, cogliere, coltivare, deriva dalla coltivazione dei campi, poi qui hanno coltivato. In quel momento di silenzio, di fermo del paese, loro hanno seminato, hanno coltivato la terra, hanno estirpato, hanno buttato le sementi per questa nuova iniziativa che mi auguro che abbia il più grande successo possibile. Grazie a tutti voi e a tutti coloro che sono gli scrittori che hanno partecipato a questo concorso, e mi auguro che nel futuro sia un appuntamento sempre più importante per la nostra città e per la nostra regione. Grazie a tutti. Grazie. Allora, noi ci lasciamo con la musica dei Petals. A me mi hanno chiesto come nasce questo nome, ma preferisco vedermelo per me le varie ipotesi. Lasciamo così. E noi ci salutiamo. Che auguro ci possiamo fare per il prossimo anno? Quest'anno ci siamo detti sorridiamo. Auguriamoci che il prossimo anno abbiamo, quando ci troveremo, tanti motivi in più per sorridere. In bocca al lupo a tutti, al prossimo anno, grazie. Il brano si intitola Yellow Submarine, Dovelo Tomarino. Ho cantato una sposa che la me dice sempre di sì, ma mi sono preoccupato che nel mezzo sono marino, alle sedi e rosato sul divano in da ero là un po'
questa è un ritorno attuale, Back in USSR, il Betty Tagarussa. Devo prendere gli occhiali perché è una delle prime canzoni che abbiamo messo giù, è del 1984, quando andavamo all'asilo, però non l'abbiamo mai fatta, non me la ricordo mai. Ah no? Andiamo.